Allora, grazie di essere qua, nonostante il megaponte tra Pasqua e il 25 aprile. Siamo tutti un po' tristi. Oggi c'era anche l'ipotesi che saltasse questo evento perché è mancato Papa Francesco. E devo dire personalmente da laico che ho provato un dolore fisico quasi a sapere che non c'è più. Era come un parente, ma un parente importante per me. Vabbè, un applauso. Dovunque sia in questo momento. Vabbè. Allora, Dossoduro e dintorni, ognuno di noi io credo che abbia un luogo del cuore. In questo caso il mio cuore è più che a Dorsoduro addirittura nella Calle Longa San Barnaba, che è una delle calli più lunghe, se non la più lunga di Venezia. Sapete come le tecniche del cinema, no? Spesso i film cominciano con un'inquadratura piccola, su un piccolo dettaglio, e poi si allarga. Ecco, questo libro parte proprio da questa calle e dalle persone che ci abitano o ci lavorano o ci lavoravano. Io in questa calle abito da 43 anni. Nella mia vita ho fatto circa 4 case veneziane e questa però è il luogo in cui da adulto, da vir, come direbbero i latini, sono diventato senex, un vecchio in tocchi, come dirla alla veneziana. E ho ciacolato, costruendo questo libro, con 20 creature, vive, vegete, personaggi complessi, contraddittori, affascinanti, e ho fatto dei loro ritratti allo specchio, nel senso che parlavo di loro, parlavo con loro e in realtà parlavo con me stesso. Quindi c'è un dialogo, ma non solo a due, perché c'è un terzo soggetto, che è Venezia. E tutti e tre, io, il mio interlocutore o la mia interlocutrice e la città, sono nel tempo. Questo libro, che è un romanzo ed è una inchiesta sociologica, è in qualche modo una riflessione ilaro e tragica su quello che è il tempo. C'è a un certo punto una citazione di un grande poeta russo, Brodsky, che dice che le onde di Venezia sono la metafora del tempo che passa. E quindi c'è l'idea proprio dell'invecchiamento, del processo verso la fine, però contemporaneamente non è un libro triste, perché quando noi diciamo la fine di Venezia, la fine nostra, è che spesso facciamo del narcisismo anagrafico, cioè crediamo che con noi finisca tutto. Non è vero. Rimangono i nostri figli, i nostri nipoti, rimangono le nostre opere, rimane il ricordo di noi se abbiamo ben operato e c'è un futuro. Nonostante la situazione tragica che incombe, forse c'è un futuro, c'è una speranza, o dobbiamo in qualche modo convincerci che ci sia. Allora, il primo aspetto è proprio il passato splendore. Uno dei primi personaggi che ho intervistato è Alberto Bertoni. Ho una premessa, molti di questi personaggi sono qui presenti. Io che sono stato definito uno dei pirandellisti o pirandellologi più bla bla bla, ho creato oggi, in questo incontro con voi, anche una situazione pirandelliana, nel senso che molti di questi personaggi sono qui presenti, sparsi in sala, come se venissero dal loro autore in qualche modo, perché l'idea sarebbe come di riprenderli in qualche modo un domani per qualcosa oltre, potrebbe essere anche una cosa di teatro, non si sa mai, è quasi una minaccia che faccio a loro. Allora, il primo personaggio, dicevo, è Alberto Bertoni e parla di una libreria che è qua vicino, il Calle della Mandola, e perché dicevo c'è l'idea di un antico splendore. Perché una città come Venezia, che ha visto i più grandi stampatori, Aldo Manuzio, i più grandi librai, i più grandi editori, solo le riviste, le gazzette sono state fermentanti alla pari, se non superiori, a quelle inglesi nel Settecento. Adesso siamo nell'epoca in cui, come dice Alberto nella nostra ciacola, i lettori si sono decimati e i libri si vendono sempre di meno,
E oggi c'è in qualche modo lo spettro Kindle, cioè del libro non più cartaceo, del libro che non occupa spazio in casa e che sia web. È comodissimo in effetti, ma per la mia generazione, anche fosse problema di occhi, avere la cosa in mano e il fruscio delle pagine che si sfogliano è un'altra cosa. Un altro aspetto, diciamo, è proprio il teatro. Ci sono 2 capitoli che riguardano il teatro nella parte finale, anche qui c'è un disastro se confrontiamo il passato col presente. Pensate, Venezia nel Settecento aveva più teatri di Londra e di Parigi, aveva 4 conservatori. E adesso vediamo cos'è l'attività teatrale, quanto è ridotta, ma non dimentichiamo che non abbiamo neanche 50.000 abitanti, quindi c'è in qualche modo una relazione tra il consumo teatrale e la popolazione cittadina. Siamo alle scuole. E qui c'è un personaggio a cui sono molto affezionato, che è Luca Bagnoli, uno degli attori più interessanti della nuova generazione. Luca è costretto ad andare a Roma per cercare in qualche modo occasione di lavoro tra teatro e cinema, perché a Venezia non c'è questa opportunità, è azzerata quasi del tutto. E pensate cos'era una volta Venezia, come attirava e viceversa gli attori da tutto il paese. L'altro aspetto è in qualche modo la riduzione e il mutamento. Io qui ho il piacere di avere Aldo Trevisanello, che è questo genio delle cornici, personaggio straordinario, con cui sono confrontati per progetti di lavoro i più grandi pittori veneziani e non solo veneziani, e che oltre 90 anni ha una vita alle spalle, un lavoro che si svolge tra il laboratorio vicino all'Accademia e il bel negozio a San Vio curato da Silvia e Filippo, i suoi 2 figli. Aldo ha per una vita, diciamo così, investito energie, fantasia, competenze tecniche nel creare le cornici. Oggi andate a una biennale e sono sparite le cornici, perché abbiamo la sostituzione quasi etnica, tra virgolette, o tecnologica, con l'arte happening, environmental, cioè tutte quelle situazioni, arte concettuale, che in qualche modo la cornice è un residuo, un relitto del passato. Però ci sono anche qui delle modifiche che non sono per forza negative. Forse da questo cambiamento può nascere qualcos'altro di importante. E poi ci sono invece le fughe dalla città, le chiusure, i negozi di vicinato che sono praticamente spesso ridotte a dei giornali sulla facciata e a saracinesche, squallide, mentre un tempo fermentava la vita intorno e dentro questi luoghi. E in questo caso c'è una delle categorie, gli indoradori, i restauratori, che ha segnato diversi lutti in tal senso. Uno di questi, sono molto affezionato a Augusto Mazzoni, che lo chiamo Sandro Picchio, che aveva questo negozio splendido in Calle, nella parte seconda della Calle Lunga Sambano verso Carezzonico, che era una specie di antro magico, alchemico, perché costruiva con le sue mani anche oggetti d'arte, da Pinocchio, come lo si chiama, ad altre strutture, e che ha chiuso a un certo punto, stanco perché c'erano gli affitti che aumentano a dismisura e Galeotto, anche l'amore che ha in Brasile, ha piantato tutto e ha lasciato la città. Adesso è tornato come figlio del prodigo, ma il negozio è chiuso naturalmente perché ha rinunciato a quello. Oppure Betti Valentini con il ristorante I Quattro Feri, che era un ristorante in cui siamo andati per una vita, io e mia moglie, e poi i miei figli, i miei nipoti, e che adesso si è spostata da Calelunga Sambana, anche lei per gravata, assediata da aumenti pazzeschi di affitto, si è spostata, diciamo, vicino a Santa Ponal, che è un'altra cosa però, ed è probabilmente anche lei, diciamo, tutto sommato, in una situazione di disagio e di fatica. E poi ci sono delle riduzioni ulteriori, riduzioni e metamorfosi. Pensate ai barbieri. I barbieri sono una categoria importantissima a Venezia e anche questi c'è un assedio da parte dei cinesi che hanno puntato ai barbieri, alle barbierie, e pensate che
studiando la storia, perché ogni volta che parlo di un lavoro ne faccio un po' anche la storia interna, nel Medioevo spesso erano legati ai medici. Tagliare la barba, toccare il pelo di una persona è in qualche modo avere a che fare magicamente con questa persona. Quindi è un lavoro delicatissimo, no? E anche qui ci sono delle trasformazioni e delle resistenze. Io ho lavorato, in questo caso ciacolato, con Nicola Fabris, che aveva il negozio di barbiere, diciamo, vicino all'Accademia, che l'ha spostato ricongiungendosi al fratello Andrea e con il padre Gianfranco a Rialto, insomma alla Fava. E anche lui in qualche modo ha assistito alla mia evoluzione, perché il mio capello da nero che era è man mano diventato bianco e comincia a cadere e a perdersi. Ma è un'attività legata ai medici, e i medici a loro volta scappano da Venezia. Io sono un semplice teatrale, perché mio padre era medico, mio figlio fa il medico a Ginevra, e in qualche modo ho assistito a quello che è la fuga dei medici di base, perché hanno delle situazioni retributive a volte umilianti, e quindi e in compenso il libro si apre con una parodia, con una specie di indignazione, ma attraverso la comicità, di un corto della regione Veneto che mostrava un attore che fingeva di essere un dottorino, il quale auscultava il ponte di Rialto, auscultava i leoncini, ma naturalmente con la voce fuori campo che diceva: giovane medico, vieni a Venezia, una città vuota, senza naturalmente la canea, senza la ressa turistica, e che lui prendeva il suo croissant in un caffè all'aperto. Sembrava quasi di essere sotto il Covid, ma non era il Covid, quindi era una costruzione da cartolina postale, una promozione turistica avvilente, e in realtà anche questo è una specie di fuga. Altra riduzione è il momento politico-sindacale. C'è una persona a cui voglio molto bene, che è Angela Tiboni, che è sindacalista, una vita cigellina, una fiera, tutta la vita l'ha investita credendo al sindacato, e girando le manifestazioni interne, cittadine, romane, nazionali. E adesso, in questa curva discendente del sindacato stesso, adesso la sua energia comunicativa la investe magari nel Venezia Calcio, perché continua la verve, la capacità di far proselitismo, di occuparsi degli altri, ma dalla politica spostata allo sport. Poi ci sono delle resistenze invece importanti, i ristoranti. Prima citavo Betti Valentini perché è il caso di un negozio che si sposta, ma poi abbiamo delle roccaforti. Pensate che in una recente statistica Venezia città dispone di 1693 ristoranti, un numero pazzesco. E uno di questi, nella zona a me cara, cioè la zona di Dorsoduro e dintorni, è Montin. E quindi ho fatto un lavoro di ciacole con i cugini gestori attuali, insomma, che vengono da generazioni a loro volta, Giorgio e Luca, che hanno dei figli, hanno delle nipoti che dovranno continuare. E lì il giardino di Montin è uno dei luoghi più struggenti e affascinanti. E naturalmente già da D'Annunzio si cantava le lodi di Montin. Pensate quindi all'importanza di questo luogo magico, no? E assieme a questo ci sono i bar sono migliaia. E il bar c'è un binomio, da una parte Walter Rossi al Nico Bar delle Zattere, e dall'altra Alessandra De Respinis, la vedova di Gino Gastaldi, del Cantinone, che sono vicini. Quindi questo triangolo, Montin, Nico Bar e il Cantinone, sono proprio tre luoghi magici in cui, andando di volta in volta, sempre più vecchio, con mia moglie, ho vissuto proprio l'evoluzione del tempo. E faccio un piccolo esempio, vediamo se la trovo,
Una poesia che ho scritto proprio da Nicobar, io non sono un poeta naturalmente, sono un dilettante, ma lo spazio magico di Nicobar, di primavera, la luce nordica, come nei grandi quadri del Carpaccio, e avere di fronte questa magia misteriosa della Giudecca che era definita dalle Corbusier lo spazio per eccellenza urbanistico, uno spazio popolare all'origine dove tutte le case sono una diversa dalle altre a partire anche dalla collocazione orizzontale delle finestre. E qui quasi oltre 50 anni fa, pensate, ho scritto una poesiola a mia figlia Lietta, che adesso fa la magistrata a Udine e mi ha dato 3 nipoti furlani, e quindi quando l'ho scritta ero un ragazzo, poco più. Hanno sparato a Reagan, non sono stati gli indiani, danno sempre gli Oscar, dovrò imparare l'inglese. Mia figlia, timida e aspra, corre in bicicletta, mi ha lasciato sulle guance tracce di gelato, con le labbra appiccicose. Sui capelli biondi ho assorbito un po' del salso e del sudore deposti dalla sua impavida, al padre vicino, corsa alle zattere. Crescerà, vivrà, vedrà, con occhi più esperti, ma è già attenta al mondo. Sto tra vecchi pensionati che aspettano il prossimo film televisivo, prima del caffè latte, e giovani madri che chiacchierano di golfini e di pasti all'orologio. Viene voglia di smemorarsi sbattendo gli occhi per il riflesso, intanto la guardo. E lei mi osserva, vanitosa. Mostrerà la poesiola, questi spenti versi, trionfante, alla maestra o al fratello. Grazie. Poi altre resistenze in questo gioco di metamorfosi. Pensate alla falegnameria. Vicino al campo San Barnaba sta un personaggio che ha un carisma, un appeal fisico familiare, che è Piero Carraro. Un personaggio che io adoro, perché così un po' aspro, un po' sobrio, non piacione, e da lui è come un medico per i mobili. Tu gli porti un mobile spaccato, guastato, e li trasforma con una tecnica incredibile, e mi ha anche spiegato la differenza tra i legni diversi, no? E parlando con lui, a un certo punto mi è venuto in mente Dante, una strana, diciamo, associazione di idee. Qui la poesia sale naturalmente, il canto 21 dell'inferno, perché lui ha una casetta, mi ha spiegato, la seconda casa, che è a Ponte delle Alpi, dove va ogni tanto, no? Quindi c'hai gli alberi, i boschi vicino. E ho collegato i mobili che lui tratta e recupera e cura e guarisce, e i legni, gli alberi che sono alle spalle di questo lavorio, con l'Arzanà, il famoso arsenale di cui parla Dante nel XIV secolo, dove lavoravano tra i 2.000 e 3.000 operai, dando da vivere a qualcosa come 10.000 familiari. Pensate cos'era questo condotto, questa filiale incredibile. E c'è questa famosa immagine del canto 21 dell'inferno, quale nell'Arzanà dei veneziani bolle l'inverno la tenace pece, a rimpalmare i legni lor non sani, che navicar non ponno. In quella vece chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi, altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa. Cioè anche qui c'è questo senso vertiginoso del tempo e dello spazio. Bosco, alberi trapiantati che sono stati trasformati in mobili da recuperare, da medicare, e si va dal grande Piero Carraro. E poi sto arrivando alla parte finale, con la lettura teatrale di 2 pezzi, un'altra
spazio di mutazioni è la religione. Uno dei primi testi, delle prime ciacole, è con Don Valentino, un giovane prete, neanche quarantenne, che in sé colleziona ben 3 diverse parrocchie, ma il suo centro è a San Trovaso. E Valentino l'ho conosciuto per strada, mentre portavo il nipotino, l'ultimo, ginevrino, Matisse, e mi ha dato una mano a fare il ponte di San Trovaso proprio. E sembrava un ragazzo, ma ho visto il colletto, quella fettuccia bianca, ho capito che era un prete. E abbiamo legato, dandoci del tu subito, che è molto comunicativo, molto, molto dinamico, e mi ha mandato spesso l'invito alle messe, per un po', finché io ho detto, guarda, io alla messa non ci vado da molti anni, da oltre mezzo secolo, no, 60 anni, ma con grande affetto, con grande rispetto e con grande ammirazione e con molta nostalgia, devo dire. Quando si diventa molto vecchi, avere una fede che ti fa pensare, il nostro grande Papa appena spento diceva, fra poco mi avvicino alle porte della gioia. Per lui la morte era andare nella gioia. Io ho un'altra idea invece del nulla, quindi è più faticoso convivere col nulla. Bene, leggo l'inizio di questo capitolo, le ciacole col prete, che Tonache a Venezia, che è un po' la mia storia, perché io da piccolo sono stato cattolico e dopo non lo sono più stato. Ho smesso di credere in Dio nel tempo torbido dell'adolescenza, allorché si rischia di diventare ciechi. Quando invece ero ancora innocente, andavo a confessarmi nella chiesa degli Scalzi, per il profumo di menta che si respirava nell'orto. Prima di raggiungere un oscuro corridoio, qui mettevo il mio cuore a nudo dietro a una grata. C'era un vecchio frate appisolato, la testa tremolante, mentre gli spiegavo che ero poco obbediente e che rispondevo male a mia madre. A un certo punto costui si svegliava per interrogarmi con voce meccanica se mi toccavo da solo o con terzi. E io, oltre a non capire il senso della domanda, mi chiedevo ogni volta chi fosse mai questo signor Terzi. Ho smesso di comunicare con Dio anche per ragioni più alte, meno legate al corpo. Ho cominciato a dubitare della sua esistenza quando lo pregavo in maniera assillante di guarire mio fratello, colpito a 3 anni da una meningite tubercolare e rientrato dall'ospedale come un disabile, incapace persino di tenersi pulito. Mio fratello, grazia e disgrazia della mia vita, ma niente, non c'era verso di convincerlo, questo Dio, a intervenire. Mio padre medico, molto laico in quel tempo, poi da vecchio l'ho visto impaurito davanti alla morte, non mi aiutava in quelle trattative. Insomma, Dio non esisteva in quanto permetteva quell'ingiustizia capitata a una creatura a me molto cara. Poi sarebbe subentrata la conoscenza storica del secolo breve e la Shoah. Ho cominciato a odiare Dio, che spesso se ne andava in vacanza, e a odiare me, che odiavo qualcuno che non esiste. Mi trovavo penoso e ridicolo in simili ingolfi del pensiero. Nelle punte polemiche sono arrivato a concludere: non ci fosse la morte, non ci sarebbe Dio e non ci sarebbero nemmeno i preti. Poi ho smesso di pensare a lui, notate che uso ancora la maiuscola per nominarlo, ma intanto mi convincevo che il monoteismo porta con sé sciagure. E Valentino mi ha raccontato la sua... Grazie. Mi ha raccontato la sua storia, perché lui ha avuto una infanzia, adolescenza molto laica, ha avuto una fidanzata, ha avuto l'amorosa. Dovevano sposarsi probabilmente. E poi andando in gita con la scuola, quando già non faceva già giurisprudenza, è stato colpito dalla grazia.
la Madonna l'ha chiamata. E mi ha raccontato questo, come dire, tsunami che l'ha travolto e non poteva fare a meno. Quindi il seminario, che è stato anche duro perché erano situazioni difficili con ragazzi con cui non comunicava, e poi la gioia selvaggia di fare il suo mestiere di prete. E abbiamo perso un avvocato mediocre probabilmente, ma abbiamo un prete militante che affascina e che ha una, diciamo così, un'utenza che è molto femminile, naturalmente, perché capita che poi Venezia, nel teatro veneziano, le tonache sono molto importanti. Pensate, un grande attore a cui ho dedicato anni fa una monografia, Cesco Baseggio, era specializzato nel fare le cottole a teatro, cioè i preti. E gli ultimi due, diciamo, argomenti sono in qualche modo legati al rilancio di Venezia. Uno è il mercato. Il mercato, sto facendo in questi giorni, sto preparando un intervento che farò qui il 20 per il ciclo su Casanova. E Casanova, ragazzo, adolescente, libertino, dalle sue esperienze notturne molto impegnative fisicamente, amava passeggiare all'alba e vedeva il mercato con le migliaia di barche che portavano frutta e ortaggi, no? E lo portavano fino a qualche decennio fa. Adesso andate sul mercato a Rialto e vedete anche qui la metamorfosi riduttiva. Però resiste, perché c'è una creatura che si chiama Gabriella Giaretta, che è qui presente, che ha fatto un lavoro incredibile di manutenzione, si applica proprio e con un suo piccolo gruppo ha creato un comitato di Rialto Nuovo e adiacenze e in cui cerca di costruire degli eventi che ripopolino lo spazio magico di Rialto e che possa anche rilanciarlo a livello di attività mercantile. Questa resistenza c'è anche nella barca di Fabio Carignato, che è un dinoale, faceva il fabbro e ha avuto anche lui una folgorazione, non è stata la Madonna, ma è stato il Ponte dei Pugni, San Barnaba, che stava lasciando, diciamo, la vecchia gestione e l'ha rilevata, convincendo la moglie Tamara, che era contrarissima, perché aveva un lavoro che andava benissimo, che da Noale ogni mattina si alza alle 3, alle 4 e viene e... Sapete il Ponte dei Pugni cos'era? Perché i grandi giochi sportivi della Serenissima, spesso giochi cruenti e violentissimi, no? Ci sono ancora adesso le tracce dei piedi su cui si poggiavano i vari rappresentanti dei sestieri in lotta e chi perdeva cadeva nel canale, no? E questo barcone grande, che ha una doppia barca, no? Che addirittura c'ha un drappo che riprende le immagini come un antico arazzo di quello che era il Cinquecento, sembra un po' Fabio con il suo gruppo di giovani figli, nuore e giovani aggregati, da cui c'è Daniele, detto la Zazzera, anche lui un personaggio adorabile, sembrano un po', pensate, alla Compagnia della Calza, che era un club, una casta, un partito di giovani nobili che si divertivano a volte in maniera anche molto rischiosa e spesso rischiando l'illegalità, ed erano vivacissimi. E qui, quando si va a comprare la frutta e la verdura da Fabio e il suo clan, si ha a che fare con questa grande giovinezza e sembra, ci sono dei momenti d'inverno, le arance che dilagano nel balcone e con le luci colorate, le lampadine, è un'immagine che ti scalda il cuore. Non so perché, ma sembra quasi una Madeleine proustiana. Altra forma di resistenza, le gondole. Certo, è una resistenza dentro una curva discendente, perché siamo passati, come mi spiega Stefano, che è anche qui presente, Gavardina, che è uno dei gondolieri più celebri della città, siamo passati da 9.000 gondole alle attuali 433. Lo squero di San Trovaso, che è un luogo oggi tipico per postazioni di pittori amatoriali da domenica, che cosa
presenta questo squero, sembra proprio l'antro magico, alchemico, in cui si riparano e si costruiscono le gondole. E Stefano, tra l'altro, è diciamo, il suocero di Genero, era il grande maestro d'ascia Daniele Bonaldo. Mastro d'ascia, capite, era quello che aveva, come dire, l'esclusiva, la prerogativa di toccare e costruire il legno di queste bare letto, perché spesso tutta la letteratura romantica o decadente si è soffermata a lungo su queste gondole nere che hanno una figura geometrica sottilissima, stilizzata, efficientissima, grazie alla presenza di questi strumenti al dettaglio efficaci. E poi acqua e fuoco. Anche qui c'è una fortissima resistenza, perché da una parte i vetrai, c'è un vetraio che è un vicino di casa, Andrea Naccari, che adesso è in pensione ma che tutta la vita ha lavorato mettendo assieme queste due sostanze primordiali così antiteiche, l'acqua e il fuoco messi assieme per fare quei capolavori che sono i vetri di Murano, nonostante l'inflazione, la corruzione stilistica, la vendita un po' alla cineseria, no? Ma è una risorsa che abbiamo avuto artistica di una raffinatezza mondiale. E acqua e fuoco sono interventi del pompiere, in questo caso Mirko Mauro, con cui abbiamo passato un'intera giornata andando dai pompieri, spiegandomi che spesso i loro interventi, oltre che sul fuoco, e c'è a Ca' Foscari all'ingresso tutti i nomi dei morti negli interventi, no? Degli eroi anche in situazioni drammatiche, ma è anche l'acqua, che è una città che muore d'acqua. Adesso il Mose in questo momento sospende il pericolo. E infine l'ultimo argomento è proprio il fil di fumo da una parte, i tabaccai. Anche qui mie metamorfosi, io sono un testimonial di come sia facile smettere di fumare, perché più di 10 volte ho smesso nella mia vita. E ho, diciamo così, ciacolato con Gino Grignanin, che ha il negozio assieme alla sua amata Francesca, la moglie, proprio a San Barnaba, nell'angolo tra il campo per andare verso la Toletta, no? Gino anche lui è un antipiaccione, no? Ha le mani d'oro, sa far tutto, e io ho chiesto loro cosa succede e mi ha spiegato, nonostante la crisi, perché ormai il tabagismo è considerato un vizio e viene perseguitato, sono attualmente 11 milioni e mezzo di fumatori, di cui 7 milioni maschi, e 1.700.000 sono con la sigaretta elettronica, no? E loro avvertono il calo e si rendono conto che vendono un prodotto altamente inquinante, però lo fanno con molto garbo e con un leggero senso di colpa. E infine i dolci, il diabete. La mia famiglia ha avuto l'asse femminile tutta diabetofora, perché mia nonna, che era diciamo moglie di un ingegnere, aveva il diabete, aveva 5, è morta a quasi 90 anni. Mia madre, moglie di un medico, aveva un diabete molto più basso, è morta a 60 anni, perché sapete che i medici in casa non lavorano di solito, no? E qui ho incontrato questo genio delle focacce, che ho qui davanti, il Nono Colussi, cioè Franco Colussi, che è un personaggio adorabile. E questo è un pezzo, diciamo, che leggo un attimo, un po' più analitico, perché mi ha, come dire, conquistato, perché anche lui appartiene alla categoria dei non piaccioni, e lui è del 35, è un peperino fumantino, abituato a lavorare, ad alzarsi alle 4 di mattina, se occorre, specie durante i cicli festivi di Natale e Pasqua, fisico robusto, allenato anche dalle barche, dalla Vogalonga, sport che ha abbandonato a 82 anni. Nel 2013, rimasto solo per la malattia della moglie Ida, cerca di vendere il negozio ai cinesi, che si presentano pieni di dubbi e di curiosità, vogliono dettagli su quanto renda quell'esercizio, quanto se ciapa. E lui chiarisce che è oro se si è disposti a scavare nel profondo.
Olio di gomito, direbbe mia nonna paterna, e non si può negare che nel mercato i dolci costituiscono sempre una voce attiva, in quanto anche nelle periodiche recessioni economiche, nelle crisi varie, si continua a consumare zuccheri, forse secondi solo al pane. Affittava camere, mia nonna paterna, che veniva da Cavaso, e la chiamavano Maria Pessa, perché non portava le scarpe. Anche lei si alzava alle 4 di mattina, ma lo faceva per portare le valigie dei suoi clienti in partenza alla stazione, poi presentare loro la ricevuta come se l'avessero portata i facchini. Così ha fatto laureare i figli, tra cui il mio babbo medico. Il mio ramo materno, al contrario, di alto lignaggio nobile e altezzoso, tutto un chiedere: lei come nasce? Ha perso sostanze e superbie per insipienza e sfortuna. Dall'impasto, come tra gli ingredienti del nostro pasticcere per le sue torte, tra nobili e contadini di montagna, sono venuto fuori io, nella mia stramberia mai stato borghese. Nonno coi ussi mi fa entrare e accomodare a piano terra. Il piano di sopra appartiene alla moglie, mi chiarisce perentorio. Qui, mi spiega quasi euforico, rapporto sofferto tra i vecchi e il denaro, dove niente è stato comprato, ma tutto è arrivato in dono o ereditato. Mi fa sedere, quasi di forza, davanti a un grande tavolo. Di fronte intravedo un vasto giardino. Mattinata grigia, umida. Lui si pone al mio fianco, mi osserva severo. Allora, tanto per avviare, forse movimentare il dialogo, gli chiedo come mai siano così care le sue magnifiche fugasse. Costano molto, ma non sono care. Sono forse cari i gioielli? Mi risponde accigliato. La stanza è immersa nell'oscurità, così che occorre tenere la luce accesa alle 9 di mattina. Prosegue sbuffando che 30 ore di lavorazione, ritocchi ogni 3 ore della materia, giustificano quel prezzo. O no? Leggere, paiono fatte di aria le sue focacce, che vende tutte in giornata, al massimo le trasforma in budini. Sono venuti a intervistarlo riviste importanti come Gambero Rosso, persino la TV lo ha filmato, vedi la trasmissione Geo. Ogni tanto entro nel suo monologo finché esplode: ma per cosa ti mi interrompi sempre? E io, ma se no mi dimentico le domande. E lui subito: e mi no, è ora che sono anche più vecchio? Guarda sto figlio, guarda che robe! Fatico a non abbracciarlo per l'entusiasmo. Capisco che tanta bruscaggine nasce dal nostro avvicinamento quasi familistico. Prima, quando ci incrociavamo, era tutto uno scambio di maestro qua, professore là, ossequiosi cenni di rispetto reciproco e di lontananza. Tant'è vero che mi dona momenti di commozione vincendo una sua orsaggine da vecchio alfa, da capitano di mare, quando arriva a parlare di Ida, la donna della sua vita. E la madre di Ida era una Talamini, ceppo illustre cui appartengono il primo deputato del regno proveniente dal Cadore, la terra di origine della moglie, e il fondatore del Gazzettino tra Cadore e Venezia. Da loro incrocio spunta anche Tiziano, non dimentichiamolo. Il forno viene esposto da sempre nel negozio, così il cliente può controllare gli ingredienti. Questa è la poetica e la pratica di Franco. Non ha mai servito merce scadente o avanzata dal giorno prima. Gedago paste come se fosse i me nevodi. Una volta un tale lo apostrofa: ma questa pasta è vecchia, al che nonno Colussi lo apostrofa sull'istante: e l'use semo. Ha perso così un cliente, ma sai che soddisfazioni, insomma, i suoi dolci sarebbero ecocompatibili. Una volta gli ho citato le paste che preferivo, i pulcetti di cioccolata, che trovavo in una pasticceria vicina e concorrente. Magna quei pulsetti, buoni pulsetti, che dopo se buttavi via i schei coi dottori, mi ha fulminato. Nonno Colussi odia i bar perché ha paura della gente imbriaga. Eppure, confessa al volo, suo nonno gestiva un'osteria a San Luca. Mi osserva ogni tanto con compatimento, quando io gli ricordo che nella mia famiglia circolava lo spettro del diabete,
che ha colpito nonna, madre e sorelle in modo impietoso, lasciando indenne il genere maschile. Ricordo che mio padre ha raddoppiato il numero delle paste domenicali dopo che mio fratello ci è tornato malato dall'ospedale e ho visto mio padre medico singhiozzare. Lui mi osserva e dice: in farmacia quante medicine crea dipendenza? Quanti farmaci ha controindicazioni? Solo una cosa non ha controindicazioni: le preghiere. Allora gli soffio sul muso: quelle devozioni sono arrivate con la vecchiaia? No, da sempre, mi assicura. Infatti dopo un po' comincia a scalpitare perché non vuole perdersi la messa. Ama le battute, nonno Colussi, con una verve teatrale, tanto che lo nomino sul campo, braccia strappate al palcoscenico, molto adatto alla stand-up comedy da proporlo alla vicina avogaria. Un giorno gli entrano 2 donne, grasse come un chiodo, tipo anoressiche. Lui sta preparando meringhe con panna e loro ne chiedono 2 tra grandi timori. Non è nessuna caloria, lui cerca di tranquillizzarle. Mentre sbocconcellano pezzo per pezzo con pena, appaiono perplesse. Ma come è possibile? Le metto in frigo, ghigna compiaciuto, un girandolo di aneddoti anche folgoranti nelle clausole finali della Prosdoc donna Marziale. Un'altra volta una signora elegantona si mette a tastare i sacchettini già pronti coi biscottini incellofanati. Continua a palparli finché lui, credendo alla foresta, esplode: Don't touch! E poi, accortosi dell'errore, non si tocca! Al che la donna insiste: ma hanno il cellophane e con questo anche ella ha l'impermeabile. Un maschilismo innocente bonario il suo, di stampo ottocentesco, patriarcale. La donna, ad esempio, che la piasa, che la tasa, a casa. E ancora, donne, cani e baccalai, noi sei boni se noi sei pestai. Durante la nostra ciaccola ogni tanto insorge e mi guarda in finto cagnesco: chi sei il falon qua? E mi sembra subito di essere dentro un copione di Cino Rocca, per non risalire al rustego signor Lunardo dell'avvocato veneziano. 2 vecchi, sposi da una vita, dovrebbero morire insieme. La vedovanza senile, tardiva, dopo che l'amore sostituto dell'abitudine ha messo più solide radici della passione, è un'esperienza orribile, assurda. Al di là del senso di colpa di chi sopravvive, si resta dimezzati, amputati da una parte del corpo, in imbarazzo con gli altri parenti. Molto più devastante della brusca fine di una relazione. Ida è del 36, un anno dopo di lui. È nata a Pescul, ai bordi di Selva di Cadore. L'ha conosciuta mentre lei veniva in visita nel posto dove Franco faceva praticantato. Me la ricordo, la signora Ida, gentile, premurosa, sobria nelle parole, seria come le montagne da cui veniva, mitigava dal banco delle paste con qualche sfumata ironia le asprezze del marito, il quale come un orco vociante si divertiva a spaventare dal forno contiguo. Una recita, ovviamente. Lui si è accorto del Parkinson che l'aveva colpita un giorno in cui la moglie pretendeva di confezionare per un cliente un panettone di 4 kg. Tanti tentativi, tremolio improvviso e insolito alle mani, per cui alla fine ha rinunciato piangendo: non so più buona. Nel rievocare quell'episodio mi accorgo che lo sta rivivendo. Lacrime gli scivano fuori mentre la bocca si deforma nell'autocontrollo e nell'ira per tanta ingiustizia. Morta nel 20, dopo 18 anni di sofferenza, gli ultimi 5 con peggioramento progressivo, inarrestabile, al Fate Bene Fratelli, dove lui andava a trovarla tutti i giorni, acqua alta compresa. Sepolta nelle sue terre, e il nonno coi ussi mi avvicina al cellulare per esibire come una bandiera di cimitero cadorino dove riposa, sotto la neve o con un caldo sole protettivo. Non ha potuto accompagnarla. Erano i giorni tremendi degli scuri camion militari di Bergamo.
ma la vita va avanti lo stesso. Nata Daphne, la figlia di sua nipote Marina e figlia a sua volta di Linda. E in negozio lavora pure Filippo, figlio della maestra, 20 anni fra pochi giorni. In tutto, mi precisa, orgoglioso, sono 8 i nipoti. Aprile è il mese più crudele. Genera lì là, dalla terra morta, mescola memorie e desiderio. Ammoniva Eliot in The Wasteland del 22. Franco mi porta nel suo giardino, mi passa in rassegna gli alberelli di frutta, albicocchi, peschi, prugneti, ancora scarni e magretti, prima della prossima imminente esplosione dei fiori e dei frutti, con cui prepara poi le marmellate per le torte nel negozio vicino. Ma questi alberi, qualche settimana fa, parevano morti e incapaci di fecondare di nuovo, simili a creature umane che quando se ne vanno lo fanno per sempre. La natura, al contrario di noi, risorge puntuale ogni anno. Solo il teatro sa fare altrettanto, perché anche là i personaggi si levano dal loro avello cartaceo e appaiono non appena qualcuno sulla scena si rincarna in loro come in una seduta spiritica. Ma il cuore, nonno Colussi, fino a quando riuscirà a ricordare e a tenere in vita i suoi fantasmi? Prima di alzarci dal tavolo gli ho rivelato un mio fatto privato, a esprimergli riconoscenza. Senza aver fatto infarti, 9 anni fa ho dovuto farmi infilare 4 bypass, essendo le mie arterie marse patocche. E mi sono pure dilungato un po' su questa svolta della mia vita. L'organo tolto, messo come in frigo durante la complessa operazione, la vena saffina spostata dalla gamba e resa un filo con cui cucire i rattoppi sul petto. Allora mi fa, donandomi un bussolà e aprendo la porta sulla strada. Ciò, te go ascoltà in silenzio? Manca missa, caro mio, mi so fatto sta roba. Cambio de aorta con cuore di maiale. Adesso posso dire a femmine che ho un cor de Porseo. Grazie.